non sono stato mai capace e trovare notorino come si deve, per mi far spillarsi il orecchio. Ah, mamma mia, non si sono trovati rimedi affidabili. Ecco che tutti questi malati orecchie che ci stanno. Che cosa? Che avete detto? No, no, io dico i malati di orecchie, c'è il dolore nell'orecchio, no quello che avete pensato voi. Ah, no, niente, non sono stato capace. Per questo benedetto tappo di cerume, e voi, caccia fa. Voi direte, è stata la Russia che mi ha rovinato. No, 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 non è stata la Russia. Per qualche mosca io avrei, con un poco di DDT, l'avrei salutata a mese. No, 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 quella è stata, sono state le, poi non ha pigliato mai un zarro, ecco. Quelle sono state le isole che mi hanno guaiato, le isole, sì signore. E voi come sapete, le isole stanno contornate dall'acqua e ci sta un sacco di umidità e quindi capirete, lo fate serie, con le orecchie non si può scherzare, no, 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 no. Potete immaginare tutte queste, io poi sono, io sono nato in Corsica, poi sono stato all'isola d'Elba, all'isola di Sant'Elena, eccetera, eccetera, eccetera. E dico io, metteteci pure l'isola di Montecristo e stiamo proprio completi, capito? Che può fare? Io soffro sempre per il tappo di cerume, sì, sì, tanto è vero. Come spesso sono costretto a introdurre il dito nell'orecchio sperando di spillarmele e di ascoltare meglio. E caccia fa. Figuratevi che un giorno, quando fui avviato all'isola di Sant'Elena, perché eravamo stati disfatti, no? E in un cortile un generale inglese chiamava l'appello e faceva Napoleone che sta parte. Io sentivo Napoleone, mi pareva Bonaparte, e dicevo presente. E chi le ripeteva Napoleone che sta parte. E io rispondevo presente senza andare dopo quello mi voleva fare andare. E che fai? Ma questo è qui misura. E qui capite, tutto questo perché? Per questo benedetto tappo delle orecchie. No, 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 signori, no, no, no. Ah, sì, 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 ho capito. Voi mi state chiedendo perché tengo la mano qua in petto. No, 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 non sono né il reumatismo e né la gastrite. No, 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 no. Voi volete sapere perché tengo la mano in piedi, sì, sì, sì. E vi voglio accontentare. Tengo la mano in piedi perché si hanno fottuto per 5 volte il portafoglio. E adesso cerco la mano da sopra e voglio vedere se si fottere più il portafoglio. E figuratevi che se si volevano fottere qualche cosa, io questa mano dove me la dovevo mettere? Sì, 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 sì. Io ho voluto fare sempre di testa mia. La vita mia l'ho passata correndo per tutto il mondo. Ah, non mi sono mai messo in pace con qualcuno. Mi disse il re dei Mammalucchi che ebbi modo di conoscere alle piramidi di Egitto. Napoleone che non fa sbagliato troppo, capivi? E non fa questione con tutto quanto. Va a finire che tu ci rimani male. Sì, sì, anzi, non devi stare nelle isole, perché nelle isole tu ci puoi lasciare la pelle. No, 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 io non volevo stare. Ma mi trovo in questo stato, trovandomi in un'isola, come dice la poesia, sono stato 3 volte nella polvere e 3 volte sull'altare. Sì, 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 stavo 3 volte in coppa all'altare, poi arrivo in da polvere. E figuratevi, la polvere e l'umidità, tu tappi in orecchio come se fosse combinato. Insomma, io non setto a sentire un mammalucco e mi sono trovato male, capite? Non si può fare questo. Ma che già fa, che già fa? Io, quando mi dicevano di smetterlo con le guerre, e con questo orecchio non ci ho mai sentito bene, insomma,
E ho continuato, e così ho continuato a fare guerre. Io non sono stato a sentire un consiglio così bello fatto da una mamma Lucca, non sa niente da fare. E prima me la stavo mamma Lucca dice, tu aglio, cagna vita, in fondo, tu sei un po' in buona parte. E quindi se ti impegni ti puoi anche salvare. E vabbè, storia. La storia nessuno l'ha voluta. Sì, la storia mi ha condannato sempre, però io a Marengo sono stato bene. Purtroppo però in ultimo le cose non sono andate male e sono chiuso a finire in Waterloo. E non sapete che faccio? Per non mi appiccicare pure con fuoio, mi vado a interrogare con una bella visita ambulatoriale, quelle fatte con prenotazione, e si ha da aspettare qualche tempo, vabbè comunque non lo so, lo voglio fare. Però sto pensando, con tutte queste cose brutte che si sentono, non è meglio che sto così, eh?